Porto Empedocle non poteva che fallire, sono le parole dell'attuale primo cittadino della città marinara, Ida Carmina, che prosegue. Il futuro del comune sarebbe stato già scritto nel rendiconto del 2014. Rendiconto viziato che è appunto finito sul tavolo della Procura della Corte dei Conti, che ha citato in giudizio l'attuale sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, mio predecessore, e l'allora dirigente finanziario del comune di Porto Empedocle, Salvatore Alesci, per danno erariale. Ed ancora Ida Carmina attacca: i conti del comune erano tutti sbagliati. Firetto, andandosene per candidarsi a sindaco di Agrigento, dichiarò che lasciava il comune con 3 milioni e 600 mila euro di attivo. In realtà non era così. Ed è subito pronta la risposta di Firetto, che in una nota scrive: comprendo e ritengo legittimo che gli avversari politici sfruttino occasioni come queste per denigrare il mio operato, e non mi sorprende che a strumentalizzare la vicenda siano soggetti interessati come il nuovo sindaco di Porto Empedocle e il suo entourage. Ed ancora, continua Firetto, non posso non evidenziare che quella che viene definita con evidenti fini propagandistici operazione verità altro non è che il tentativo di mascherare le proprie inefficienze, vedi da ultimo lo sciopero ad oltranza dei netturbini. Quel che mi sorprende invece è la disinvoltura con la quale si affermano, per come accertati, fatti e responsabilità che invece ancora sono tutte da accertare, conclude Firetto.